ci sono molti turisti e gli alberghi sono pieni. Pieni come era nelle estate pre-Covid. Per la settimana di Ferragosto a Jesolo è boom di presenze con overbooking per alberghi, affittacamere, campeggi e ristoranti. Persino trovare un lettino e ombrellone risulta difficile se non si sono prenotati da tempo. Il turismo sembra ripartire, clienti stranieri e italiani affezionati del litorale veneziano che non hanno voluto rinunciare alle loro vacanze senza timore di affrontare le lunghe code stradali. Il segnale è più che positivo. C'è delusione invece sul fronte dell'intrattenimento per l'annullamento dello spettacolo pirotecnico che come tutti gli anni illuminava il cielo di Jesolo, purtroppo rimandato al 2022 per timore di assembramenti incontrollati. Però so che ci sono varie iniziative private, soprattutto per gli alberghi, che fanno delle cene in piscina come al solito, quindi il nostro compito in questi giorni di affluenza grandissima è di poter controllare che non succedano degli episodi spiacevoli. Per evitare assembramenti nella movida della notte di Ferragosto, il traffico pedonale di Piazza Mazzini verrà cambiato. Facciamo domani sera questo esperimento sulla zona di Piazza Mazzini in cui indirizziamo le persone in una specie di senso unico per vedere se il deflusso e l'afflusso è un attimino più lineare. È un esperimento che vogliamo fare, vediamo se funziona lo ripeteremo ancora, se non funziona basta. La voglia di festa comunque non si ferma. Facciamo un festone in spiaggia. Lo passerò con gli amici mantenendo tutta la sicurezza e le norme previste, insomma. Le discoteche sono chiuse e gli under 30 si riverseranno in chioschi e locali. Il lavoro sarà tanto per allietare e divertire gli ospiti della città. Fine serata andremo tutti a divertirci, un bel bagno in spiaggia e festeggeremo anche noi. E con uno spritz in compagnia vi auguro un buon Ferragosto.